Bene, eccoci qua, di nuovo sotto una fitta nevicata. Qui il fine settimana continua a nevicare quando va bene e quando va male purtroppo a piovere. Oggi è sabato, c'è questa perturbazione che porta neve fino a circa a 1000 metri e sotto in valle piove. Domani peggio, quota neve ancora più alta. E quindi siamo venuti a Sella Nevea per provare a fare qualcosa. L'idea è di andare a Forca di Stays e vediamo anche con le nuvole come sarà. Fin qui è andata abbastanza bene, c'è neve fin da Sella, però ce n'è poca, quindi in discesa probabilmente avremo 10 minuti, un quarto d'ora di portage, a meno che non continua a nevicare così, che servirebbero almeno altri 10 cm, che proprio non c'è fondo nemmeno sulla strada di accesso alle malghe. La stagione è un po' quella che è, ma insomma si prende tutto quello che viene come buono. Quindi adesso continuiamo lungo la strada e speriamo di riuscire a fare qualche curvetta bella. Bene, pausa al coperto fatta, siamo arrivati sull'altopiano del Montasio. Si è un attimo aperto, un pochino, si vede un po' le pareti del Montasio e quasi quello che vorremmo fare. Non lo so, adesso appunto ci siamo fermati un attimo in una stalla al coperto, abbiamo deciso di proseguire. Andiamo intanto almeno qui dietro fino al Brazzà e poi continuiamo. La neve non è un granché, è abbastanza pesante, devo dire che gli ultimi metri ho fatto parecchio fatica. Adesso vediamo, speriamo col passare delle ore il meteo dovrebbe un po' migliorare, dovrebbe smettere di nevicare e speriamo si alzino un po' le nuvole, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. E in ogni caso fin qui siamo arrivati, almeno per un bel pezzo sulla strada c'è neve sufficiente per scendere, pertanto dai, la gita non sarà del tutto da buttare. Stiamo risalendo pian pianino, si vedono le pareti alla base del Montasio dove attacca la ferrata e quindi insomma continuiamo, le condizioni sembrano sicure al momento. Io adesso quest'ultimo pezzo qua, diciamo dalla sosta, sto facendo una fatica, io non so se è la neve, sicuramente è la neve pesante, ma veramente non vado su. Adesso ho preso un gel, vediamo se fa effetto, perché sto veramente faticando. Ma allora la situazione è questa, vediamo la meta che praticamente è là davanti, si è un po' aperto anche sotto verso l'altopiano, si vedono le malghe, però si iniziano anche a sentire dei rumorini non proprio confortanti, soprattutto qui alla nostra sinistra, quindi probabilmente lato Curtisons, Zabus sta scaricando. Qui le pareti del Montasio al momento non scaricano, in ogni caso adesso andiamo su belli distanti l'uno dall'altro con le orecchie ben aperte, insomma finché non captiamo segnali critici proseguiamo, però diciamo che adesso abbiamo occhi e orecchie ben aperte.
grandi. Bella lì. Previsto. Bene, ci siamo settati da discesa e adesso andiamo. Purtroppo la visibilità è peggiorata, però c'è tiravento e fa freddo, quindi si va un po' distanti e occhi sempre aperti. Ho sentito anch'io un colpetto, eccolo! Lì ho preso qualcosa. Mi dai il cambio. Non si vede un cazzo. Aia! Bisogna stare attenti, ogni tanto qualche colpetto. E qua. Spettacolo! La rotella delle racchette a noleggio è andata. Vabbè. E adesso di certo non la trovo. Ho perso una rotella. No, Occhio al filo. Qua un po' più pesante. Vuoi? C'è un po' di colla in questa neve. Su era un po' meglio. Neve di nuovo. l'albero. Sì. Attenzione alle lamine.
Andi. Bene, sotto una leggera nevicata, un po' bagnatina a sto punto, stiamo tornando alla macchina. Siamo riusciti a scendere con gli sci praticamente quasi tutta la strada, poi dove ci sono quei due tornanti un po' stretti, lì iniziava a essercene pochissima, c'erano delle chiazze vuote, quindi abbiamo tolto gli sci, messi sullo zaino e l'ultimo pezzo si fa a piedi. Tutto sommato è stato un gitone, la parte alta molto bella, nonostante la neve che in salita sembrava molto pesante, in realtà in discesa neve molto godibile, tipo 2 domeniche fa sul Neddis, ma comunque in generale divertente fino al Brazzà, poi iniziava a essere effettivamente pesante, dopo il pezzo prima della strada e poi anche sulla strada era colla praticamente. Però ci sono stati un po' di ciaspolatori, altri sci alpinisti, quindi c'era una corsia battuta, seguendo quella gli sci andavano abbastanza e quindi siamo riusciti ad arrivare, adesso avremo fatto neanche mezzo chilometro a piedi, quindi tutto sommato molto bene. Allora, come al solito ti lascio sotto in descrizione la traccia del giro, anche questo abbastanza semplice e abbastanza classico, giro considerato anche questo sicuro, ci sono dei pendii abbastanza ripidi, bisogna stare attenti che non scarichino i versanti del Montasio, ma insomma in questi giorni non c'erano state nevicate così intense da caricare le pareti del Montasio, che difatti non scaricavano. Abbiamo sentito qualche scaricamento di là, diciamo dalla parte del fontanone di Goriuda, diciamo quei versanti lì, ma da sta parte era tutto bello stabile. Dopo di noi c'erano anche degli altri ragazzi che salivano e diciamo insomma in quelle condizioni così è una bella gita. Chiaro che se c'è molta nuvolosità si arriva comunque a 2000 metri e si rischia di finire nel bianco più totale, al di là di qualche parete rocciosa ci sono pochi punti di riferimento e poi è difficile scendere, capire le contropendenze, le gobbette, le cunette, quindi è un giro bello se ci sono delle condizioni buone, altrimenti comunque bisogna stare attenti e non è proprio da fare in qualsiasi condizione. Allora, spero che anche questo video ti sia piaciuto, io ti ringrazio per avermi seguito, ti ricordo sotto in descrizione tutte le informazioni e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!